È possibile che sia stato avvistato un orso in altopiano? Che ne pensa? Che fanno paura, però non so, o cercano di eliminare questo problema o si ha paura a muoversi. Dopo i lupi anche gli orsi. Dopo i lupi anche gli orsi e che ancora? Cosa manca? E se 100 anni fa non c'erano gli orsi potevamo anche farne meno adesso. Anche nel caso più recente, probabilmente l'orsa aveva i suoi cuccioli, quindi sentendosi in pericolo non tanto per lei ma per i cuccioli può avere reagito. Quindi lei è per una convivenza con l'orso? Sono per la convivenza però prudente. Se entra e fa qualcosa bisogna eliminarlo, tirarlo via. Penso che probabilmente bisognerebbe far sì che la natura sia più rispettata, quindi non ci sarebbe pericolo né per gli animali e neanche per l'uomo. Ha paura? No. Probabilmente è stato avvistato un orso in altopiano. C'è paura? Paura no, ma c'è da stare attenti. È il suo habitat e bisogna rispettare anche quello che è la natura. È un animale del territorio, bisogna lasciarli liberi, usare la testa e attenzione. Lei sarebbe per il contenimento o per la convivenza? La convivenza, tanto credo che se ognuno rispetta i propri territori, in teoria si limitano le problematiche. Ecco. C'è paura? No. Assolutamente no, perché gli sparo. No, abbattimento no, perché ci vogliono anche loro, però contenimento sì. Vorrei chiedere agli animalisti, quando un orso oppure lupo mangia agnelli, mangia pecore, capre, vorrei che mangiassero il cagnetto che hanno a casa, a vedere se hanno la stessa reazione. Gli animali vanno rispettati. Ho un po' di paura, le dirò, cerco di stare lontana, si sa mai, hanno il loro ambiente, il loro tutto, lasciamoli lì, però ammazzarlo no, poveraccio.